Amici Trevignole, bentornati a mangiare ben e spendere poco. Le ricette della mia sposa, la Franca. Vuoi dire, le hai viste le foto prima, no? E pesa e costa. State attenti. Se voi nei supermercati, quando gli lì alla fine, che i tacca via a fare i sconti, perché sennò resta lì il PES per una settimana e sai che il PES dopo 3 giorni scomincia. Allora voi ne lì basta fine della settimana e becché delle robe che non hai neanche idea. Anche parliamo del polipo. E il polipo, sì, quella roba con tutti i tentacoli, quelle robe lì. La medita sposa. Non tot un bel tocco, paga poco, perché non è che te lo tira drio, un momento, non è che ti tot e portatela a casa da 10 centesimi, no, cioè te paga, però deve fare un bel catino. Allora, com'è che si fa? È il segreto, ciapparlo con una forchetta, metterlo in una padella con dentro acqua che vuoi, no? Del mettere 10 secondi. Poi tirare su, poi mettere altri 10 secondi, così e si inrizza. Si chiama di la mia sposa, si inrizza e quindi diventa, non so, apposta proprio per fare il polipo. Dopo cosa fai? Una padellotta a parte, una bella spianata di olio, del Garda extravergine, no, quel de semi, nel senso dei imbecilli, insomma, cioè la so bella cosa di olio, via. Sti tocchi di polipo a momento, perché insomma, mi desmente io, la madita, quando mette il polipo dopo 50 minuti in acqua che vuoi, mi smette però importante, ma te ne rendi conto. Dopo il tira su e spelè, che tira via insomma le robe sopra, con calma, e dopo il tagliare sotto tocchettini. Ecco, dopo va nella padellotta, con l'olio, con l'ail, con prezzemolo, sale e pepe, ma che basta, e che buono che l'è. I scampi che hai visto, anche quei totti all'ultimo minuto al supermercato. Noi paghiamo come li totti all'inizio della settimana o quando appena arriva il PES da non so dove. Quindi i scampi, anche lì, sono belle di olio, te gire, ail, prezzemolo, pepe, sale e tocchettini, il tocco dell'artista, mia sposa, una spruzzata di vino bianco. Quando svapora, un'altra bella girata ed è pronto. L'ultima ricetta, quella della torta dei pomi. Torta dei pomi. Allora, l'impasto, acqua, farina, un po' di oli dentro, dipende da come volete voi, cioè se volete una pasta di quella dura, sempre mola, cioè sta a voi, mi non vedo neanche grammature, guarda, tanto, perché vai fuori, no? Dopo vendrizzere via, no? Ma per essere più così, perché essere più colà, ecco. Dopo, che mette dentro dei tocchettini già nell'impasto di sti pomi. Gira bene, tira la pasta, fai una specie di pizza, sopra che mette tutti i tocchettini dei pomi, hai bene, insomma, senza semi, senza... E dentro un forno, 170 gradi, la medis, 40 minuti, 45, dipende da che tipo di forno che è, se è l'aria che gira, oppure con pochi soldi, con pochi euro, bevi fuori
una cena che non vi smetterete. E dopo non stai a dirmi che non vi davo buoni consigli. Alla prossima!